Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana a voi tutti i telespettatori di Antenna 3, la prima edizione che inizia in questo momento, tanti i temi che affronteremo a partire ovviamente dai funerali di Giulia Cecchettin domani a Padova, ne parleremo fra poco, vi dico già subito, attese 15.000 persone domani a Padova nella chiesa di Santa Giustina. Fra poco più di un'ora è previsto l'ultimo incontro, l'ultimo coordinamento sulla sicurezza tra le forze dell'ordine e le istituzioni per anche la modifica alla viabilità nella giornata di domani. Il papà leggerà poi un messaggio, come sappiamo, nel quale ha detto parlerò per Giulia. Domani i funerali alle 11 in diretta su Antenna 3 dalle 9 con un'edizione straordinaria, quindi Antenna 3 sarà in edizione straordinaria a partire dalle 9 per raccontarvi quello che accade nei luoghi del funerale. Saremo in Prato della Valle, saremo in altre zone della città vicine appunto alla chiesa di Santa Giustina e vi accompagneremo in diretta fino ai funerali delle 11 e ovviamente ricostruiremo anche queste settimane di dolore e anche di orrore per la vicenda di Giulia Cecchettin. Partiamo però con la cronaca delle ultime ore. Abbiamo raccontato ieri in apertura del nostro telegiornale di Treviso la tragedia avvenuta a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, un'anziana morta, invalida, morta nel rogo della sua abitazione. Siamo tornati questa mattina nel luogo, c'è Marta Marangoni insieme a Nicoletta Rizzetto. Marta. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, in via Cal Nuovo, proprio nel centro del piccolo paese, ed è qui nell'abitazione che vedete alle mie spalle, questa casa rurale con annessa azienda agricola, che si è consumato il dramma ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17, nel rogo scaturito nella sua abitazione ha perso la vita una donna di 93 anni, Giovannina Merotto, che appunto abita in questa casa assieme ai due figli. A dare l'allarme sono stati appunto poco dopo le 17 proprio i figli che nel momento della tragedia si trovavano fuori casa. Subito sono scattati i soccorsi, sono intervenuti naturalmente i figli e i vicini di casa. Vedete, ci sono ancora gli estintori davanti alla porta. Poi sono arrivati sul posto i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 con l'ambulanza, anche l'elicottero. Purtroppo per l'anziana non c'era più nulla da fare ed è stata davvero agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori, perché l'anziana ha fatto una fine terribile, è morta praticamente carbonizzata. Molto probabilmente, secondo quelli che sono gli accertamenti condotti dai vigili del fuoco e dai carabinieri, che poi sono immediatamente intervenuti sul posto, l'anziana, che era invalida, inferma e era su una sedia a rotelle, aveva acceso o comunque cercato di attizzare la stufa economica, la cucina economica che aveva appunto nella cucina di casa. Molto probabilmente qualche favilla ha attecchito ai vestiti e l'anziana, che appunto aveva dei problemi di mobilità, non è riuscita a salvarsi, non è riuscita a spegnere le fiamme. L'incendio quindi è stato domato anche abbastanza rapidamente dalle persone intervenute sul posto, però purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Naturalmente la vicenda ha destato profondo cordoglio in tutto il paese. L'abitazione della famiglia è, lo vedete appunto nelle immagini di Nicoletta Rizzetto, proprio nel centro della piccola frazione di Farra di Soligo. Lì in fondo, magari Nicoletta può far vedere, si vede la chiesa, il campanile della chiesa. È ovviamente una frazione piccola, tutti si conoscono. La signora, proprio per le sue condizioni di salute, ci hanno detto alcuni vicini,
usciva molto poco, vista anche l'età appunto avanzata, 93 anni, quindi usciva poco di casa. Purtroppo ieri si è verificata la tragedia. L'abitazione, come vedete, è stata posta sotto sequestro in attesa di tutti gli accertamenti, anche se comunque dalle risultanze delle indagini tutti gli elementi portano a ritenere che si sia trattata appunto di una terribile tragedia. L'amministrazione comunale, che da ieri ha seguito tutta la vicenda, il sindaco Mattia Perencin si trovava a Treviso per impegni istituzionali, poi è venuto in serata qui sul posto, esprime il profondo cordoglio dell'intera comunità alla famiglia per questo terribile lutto che l'ha colpita. E da Col San Martino è tutto, restituisco la linea. Grazie a Marta Marangone e anche a Nicoletta Rizzetto insieme a te. Vi leggo una notizia invece dall'agenzia ANSA, una tragedia sfiorata questa mattina. 11 automobili sono state danneggiate dalla perdita del carico da parte di un autocarro. L'incidente si è verificato in direzione Milano tra gli svincoli di Mira Oriago e Mirano Dolo, dove il mezzo ha perso una sbarra metallica finita nella corsia centrale, coinvolgendo le auto che seguivano, ben 11. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Nei rallentamenti successivi si è anche verificato un lieve tamponamento tra mezzi pesanti senza conseguenze per i conducenti. Sul posto sono portati la Polizia Stradale di Venezia e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza e presegnalazione. Il loro intervento ha fatto convergere in zona i necessari mezzi del soccorso stradale e ha permesso di liberare subito la carreggiata, posizionando i veicoli danneggiati sulla piazzola di sosta. 11 auto danneggiate, una sbarra metallica persa da un autocarro in corsa. Pensate a cosa poteva capitare. Fortunatamente non ci sono feriti, ma ci sono certo 11 automobili danneggiati in tangenziale a Mestre. Torniamo allora a parlare di Giulia Cecchettin. Ve lo ricordo, domani dalle 9 Antenna 3 in diretta per seguire una giornata che sarà davvero importante, forse una giornata di svolta, sarà anche lutto regionale, attese, lo dicevamo, tantissime persone. 15.000 persone, tante se ne attendono per il funerale di Giulia Cecchettin, in programma martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È stata scelta una delle chiese più grandi d'Italia direttamente dalla famiglia, che ha chiesto a tutti di essere presenti, proprio per lanciare un messaggio di grande partecipazione. Ai cronisti il papà di Giulia ha raccontato che sta preparando personalmente uno per uno i biglietti per gli inviti alle esequie e che sta scrivendo un messaggio che leggerà in chiesa. Oggi ancora un vertice in prefettura, forse l'ultimo, per i dettagli sull'organizzazione e per garantire sicurezza e ordine pubblico, con l'eventuale presenza di alte cariche dello Stato non ancora confermate. In chiesa entreranno solo le persone munite di invito e di accredito, 1.000.000 circa. Gli altri seguiranno la cerimonia rimanendo all'esterno, dove sono già stati posizionati in queste ore 2 maxi schermi. Anche la gigantografia di Giulia, attualmente visibile sulla facciata del municipio di Vigonovo, con la scritta "Ti vogliamo bene", verrà trasferita a Santa Giustina. Il feretro partirà dall'obitorio di Padova e dopo il funerale verrà trasferito a Saonara, dove si svolgerà nel primissimo pomeriggio una cerimonia di saluto più raccolta, dedicata alla famiglia e ai cittadini di Vigonovo, dove vivono i Cecchettin, e di Saonara, dove Giulia è cresciuta nella comunità parrocchiale. Intanto domenica c'è stato il primo incontro tra Filippo Tureta e i suoi genitori. Il giovane, detenuto nel carcere di Montorio Veronese con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata, aveva chiesto fin da subito di poter incontrare il papà e la mamma, un incontro durato circa un'ora tra commozione e abbracci. Un'altra notizia destinata a far discutere Cesare Battisti, lo ricorderete, condannato all'ergastolo per 4 omicidi e altri fatti di sangue commessi negli anni di piombo quando militava nei proletari armati per il terrorismo. Aveva iniziato a lavorare all'iter previsto dalla riforma Cartabia per chiedere di essere ammesso alla mediazione penale, che fa parte della cosiddetta giustizia riparativa, per poter accedere ai benefici penitenziari e ai permessi premio. Ora il trasferimento di Battisti dal carcere di Parma a quello di Massa ha interrotto questo iter, che deve essere ripresentato. La procedura comunque consiste nel chiedere di incontrare i parenti delle vittime, i quali però possono rifiutare
gli incontri, ma già solo il fatto di aver intrapreso il percorso di mediazione può essere un elemento di valutazione da parte della magistratura di sorveglianza che decide se concedere benefici che consentono anche agli ergastolani di uscire dal carcere in permesso. Tra i fatti di sangue, ovviamente colpito anche il Veneto, lo vediamo nella foto, c'è anche l'omicidio di Lino Sabbadini il 16 febbraio 1979 a Santa Maria di Sala. Abbiamo raccontato tante volte anche le parole del figlio. Ebbene, c'è questa possibilità prevista dalla riforma Cartabia della giustizia riparativa di poter incontrare i familiari. Potranno ovviamente decidere di negare questo incontro i familiari. Usciamo per un attimo dal Veneto, ma restiamo nel nord-est con un altro fatto di sangue che continua a far discutere: il giallo di Liliana Resinovic. Dopo l'annuncio del generale Garofano della prossima riesumazione del cadavere di Liliana Resinovic a quasi 2 anni dalla sua scomparsa, abbiamo parlato con il marito Sebastiano Visintin, che dopo un primo attimo di smarrimento spera che la nuova autopsia possa aiutare a far luce su quanto accaduto. Davvero un giallo che resta tale. Sono quasi 2 anni che Liliana è scomparsa e ancora adesso non so quando è morta Liliana, come è morta Liliana e poi perché è morta Liliana. Queste sono le domande che mi faccio. Anticipata in una trasmissione televisiva da Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma e consulente del marito Sebastiano Visintin, la riesumazione del corpo di Liliana Resinovic per una nuova autopsia sarebbe stata decisa dalla dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata di una nuova consulenza medico-legale, anche se non è giunta alcuna conferma ufficiale. A quasi 2 anni dalla scomparsa della 63enne, uscita di casa il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere nel parco di San Giovanni, il successivo 5 gennaio, il caso lascia aperti ancora troppi dubbi. Sul momento non ero felice di questa cosa, ma poi, visto come vanno le cose, se tutto questo possa aiutare gli inquirenti, chi sta lavorando sul caso, e dare delle risposte, avere delle risposte, ben venga, insomma. Io spero che queste nuove e ulteriori indagini possano dare quelle risposte che noi tutti ci aspettiamo, io e anche i familiari, giustamente, e almeno ci mettiamo il cuore in pace e sappiamo, spero di sapere cosa sia successo esattamente. La Procura per ora non conferma la richiesta di riesumazione del cadavere, decisione che però può essere frutto di un confronto tra i consulenti. Però io e anche il mio avvocato siamo rimasti male perché non siamo stati avvertiti di questo. Non so se la cosa sia vera a questo punto oppure è una idea del generale. Comunque, da quel che ho saputo, anche alla Procura non è arrivata nessuna richiesta di riesumazione del corpo. Adesso io spero che tutto venga fuori, se ci sono dei segreti, delle cose, io spero che comunque di avere delle risposte, ecco. Dalla cronaca alla sanità torneremo fra poco. A Padova è in corso una conferenza stampa del Partito Democratico regionale, i rischi della sanità veneta. Sentiamo il segretario Martella cosa sta dicendo. Nella nostra regione è del tutto abbandonata. Queste ragioni rimangono del tutto attuali. Da quando abbiamo lanciato questa petizione si è parlato molto di più di sanità nella nostra regione, ma la situazione non è migliorata. Zaia ha parlato di grande investimento nel territorio, di grande investimento nel pubblico, ma oggi vi dimostreremo dati alla mano come non è così. Se guardiamo quello che sta avvenendo anche a livello nazionale, la legge di bilancio del governo della destra non fa che peggiorare la situazione. Domani, dopo 5 anni, sciopereranno i medici sul tema del sostegno alla sanità pubblica e anche relativamente al taglio che il governo fa delle loro pensioni, anche retroattivamente, senza che ad oggi ci sia certezza su come il governo intende correggere quell'articolo della manovra, come ripetutamente hanno detto.
ma non c'è dubbio che gli aumenti che sono previsti per il finanziamento del sistema sanitario nazionale sono aumenti solo apparenti. Non si tiene conto di circa 3 miliardi di inflazione, non si tiene conto del costo appunto per il rinnovo dei contratti, e se guardiamo cosa succederà nel 2024 le risorse per la sanità saranno inferiori a quelle del 2023. Se non ci sarà un investimento sulla sanità pubblica si rischia di destrutturare davvero il sistema sanitario pubblico e di andare sempre più verso quello privato. Noi per fare questo anche a livello di Consiglio regionale abbiamo presentato una proposta di legge di iniziativa regionale, però riguardante il bilancio dello Stato, per aumentare le risorse a disposizione, e quindi oggi con le nostre consigliere regionali, la capogruppo Vanessa Camani e Anna Maria Begon, vicepresidente della Commissione Sanità, vi daremo conto anche di questo. È presente con noi anche Margherita Miotto, che più di tutti quanti noi ha una grande esperienza su questi temi, che ci dà una mano su queste questioni, che poi brevemente interverrà. Infine vorrei dire che mi hanno molto impressionato i dati dell'Istituto Censis che sono usciti l'altro giorno, non so se li avete visti, anche relativamente alla sanità. Ci dicono quei dati che ci sono circa 4 milioni di persone che nel 2022 hanno rinunciato alle cure di cui avevano bisogno e di cui avevano diritto, e ci dicono quei dati che le persone in stato di povertà non sono riuscite a curarsi, che quelli abbienti sono riusciti a curarsi andando al privato, e che quelli che tanto abbienti non sono curati andando al privato ma impoverendosi. E quindi è una situazione che porta la mancanza di investimenti sulla sanità pubblica ad un impoverimento della popolazione, ad una nuova povertà sanitaria e poi di fatto al tradimento dell'articolo 32 della Costituzione, cioè quell'articolo che prevede il sistema universalistico delle cure. Ecco, per tutte queste ragioni, come ho detto all'inizio, per noi la sanità e la salute dei cittadini è una priorità, come lo sono altri temi, la sicurezza sul lavoro, la casa, ma la sanità è una priorità assoluta su cui il PD continuerà il proprio lavoro. E oggi abbiamo voluto lanciare questo ulteriore allarme, ma l'allarme, che ora vi verrà spiegato anche meglio, ha anche bisogno di proposte che noi vogliamo fare. Quindi la parola innanzitutto a Vanessa Camani, capogruppo in Consiglio regionale per il Partito Democratico. Sì, serve che spostiamo un po' i microfoni, dovrebbe sentirsi, dai. Allora, intanto il primo punto su cui vorremmo concentrarci è capire quanto pesa veramente la sanità privata rispetto all'offerta sanitaria della Regione del Veneto. Lo vogliamo fare per due ragioni. La prima è perché in questa regione la sanità privata non opera in regime complementare alla sanità pubblica, come avviene in altri contesti regionali, dove la sanità privata è molto strutturata e concorre all'offerta pubblica attraverso centri di ricerca o l'offerta di servizi che in effetti il pubblico non riesce ad erogare. In questa regione la quantità e la qualità della sanità privata operano sostanzialmente in regime concorrenziale con il pubblico, offrendo le prestazioni che è più conveniente offrire e lasciando al pubblico le prestazioni economicamente più pesanti. E poi la verità, perché abbiamo raccolto con una certa difficoltà il dato che il Presidente Zaia ha lanciato rispetto alla sanità privata, dicendo che rappresenta soltanto il 6% della sanità regionale. E siccome questo numero non lo trovavamo da nessuna parte, abbiamo voluto capire quale fosse davvero il peso che la sanità privata ha nella nostra regione. Premesso che non abbiamo trovato da nessuna parte questo 6%, quindi non so Zaia da quale documento lo abbia tratto. Noi ci siamo riferiti in particolare alla relazione sociosanitaria della Regione del Veneto 2023 sui dati 2022, quindi il documento ufficiale della Regione del Veneto. Abbiamo provato a sintetizzare qui i numeri principali, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. La sanità del Veneto privata, convenzionata, se la andiamo a misurare sulla base del numero delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
quindi laboratorio, visite, diagnostica, riabilitazione, rappresenta il 13,7% del totale. Se poi andiamo anche a valutare il numero di posti letti ospedalieri, anche in questo caso vediamo che la percentuale del privato accreditato è ben lontana da quel 6% e arriva addirittura al 22,48% del totale regionale dei posti letto. Questo dato è fortemente influenzato dal taglio dei posti letto di lungodegenza che la Regione, in particolar modo dal 2016 in poi, ha messo in atto, promettendo che avrebbe aperto gli ospedali di comunità, aperture che poi non ci sono mai state. Quindi mentre si sono ridotte progressivamente le fila dei posti letto ospedalieri nel pubblico, fatalità sono aumentate di molto quelle nel privato, in particolar modo nella riabilitazione e nelle lungodegenze appunto. E poi anche i ricoveri, se guardiamo i ricoveri a livello regionale, ben il 16,4% avvengono in strutture private accreditate. Quindi in termini, guardando insomma il comparto sanità sul piano della quantità, il 6% non lo ritroviamo da nessuna parte, anzi i numeri sono molto rilevanti, ma anche se, e questo specifica il numero dei posti letto in quali ambiti sono cresciuti da una parte nel privato e diminuiti nel pubblico. Ma anche se andiamo a vedere sul piano economico-finanziario il peso della sanità privata, non troviamo il 6%, troviamo invece il 14,1%, cioè il 14,1% della spesa sanitaria regionale viene assegnato alla sanità privata, e anche qua il 6% non si vede in questo caso. Allora, avete sentito, insomma, sono numeri importanti in rapporto con la sanità privata. Fra poco ci ricolleghiamo con Padova. Nel frattempo, ancora sulla sanità, c'è stata sabato la giornata del medico e c'era anche il presidente dell'Ordine dei Medici. Sapere umano, tecnologia e intelligenza artificiale al centro della giornata del medico che ha riunito nell'aula magna del Bo i professionisti padovani. Non esiste una buona medicina se anche la migliore tecnologia non si accompagna all'etica del medico, ha detto in apertura il presidente dell'Ordine dei Medici padovano, Domenico Crisarà. La giornata è stata anche l'occasione per una riflessione sulla carenza dei medici nella nostra sanità. L'Ocse ha fatto vedere che l'Italia è tra i paesi industrializzati quello che ha il più alto, tra i più alti rapporti di numero di medici per abitanti. Il problema è la motivazione dei medici, perché i medici scappano dal sistema sanitario nazionale. Il problema è la motivazione, che non è una motivazione esclusivamente economica, ma è anche una motivazione di ruolo, una motivazione di importanza sociale, che non viene aiutata sicuramente da dichiarazioni poco opportune di alcuni alti dirigenti della sanità di questa regione. La professione del medico deve tornare ad essere attrattiva qui nel nostro territorio per far sì che i tanti neolaureati non scappino all'estero, strappando alla nostra sanità grandi eccellenze. Noi dobbiamo ritrovare e ridare una dignità di ruolo, una dignità, un riconoscimento del lavoro che viene fatto e della dedizione che vengono fatti, in modo da aumentare e mantenere l'entusiasmo verso la professione, che gli altri protagonisti di questa giornata, che sono i colleghi che hanno fatto 50 anni di laurea, hanno dimostrato in questi anni, hanno portato la sanità di questa regione, di questa nazione a quei livelli. Quindi bisogna riscoprire il valore dell'essere medico. La sanità è legata spesso anche alla cronaca. È stato arrestato un infermiere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una collega tirocinante. I fatti nella notte tra venerdì e sabato a Padova. Arrestato durante il turno di notte tra venerdì e sabato all'ospedale di Padova, fermato un infermiere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una tirocinante ventenne, prima aggredita verbalmente, poi fisicamente. La giovane è riuscita a sottrarsi alle molestie dell'uomo, rifugiandosi in una stanza di servizio. Sotto shock la donna è però riuscita a chiamare il padre, che ha dato l'allarme al 112. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno subito fermato l'uomo e raccolto le testimonianze. La ventenne ha riferito di aver subito un vero e proprio assalto da parte del collega, che avrebbe approfittato di un momento in cui i due erano da soli per calarsi i pantaloni. L'uomo è stato portato in carcere a Padova. L'azienda ospedaliera ha già adottato provvedimenti disciplinari.
La politica Fratelli d'Italia ha scelto Enoch Soranzo come successore di Elisabetta Gardini alla guida della segreteria provinciale di Fratelli d'Italia a Padova. Si è chiusa dunque anche per Fratelli d'Italia la stagione dei congressi. Il consigliere regionale ha vinto con 947 voti. Il vice sindaco di Noventa Padovana Nicola Canistracci si è fermato a 499. Dunque Soranzo è il nuovo segretario provinciale del partito di Giorgia Meloni, che come sapete insomma area Donazzan, quindi è un altro diciamo dell'area Donazzan. Teniamo pure le immagini, un altro esponente dell'ala Donazzan che conquista la segreteria provinciale del partito dopo anche la vittoria di Claudio Borgia nella Marca trevigiana. Questo ovviamente cambierà anche un po' gli equilibri all'interno della stessa Fratelli d'Italia in Veneto. Canistracci ha riconosciuto la vittoria di Soranzo e si è messo a disposizione per lavorare per il partito che vuole guadagnare posizioni su Padova, feudo del centro-sinistra guidato da Sergio Giordani, che nel suo secondo mandato è stato eletto al primo turno. Quindi grandi manovre anche all'interno di Fratelli d'Italia, una ricomposizione di gestione interna del partito non indifferente dopo la vittoria anche di Soranzo e la vittoria di Borgia a Treviso. E intanto la Lega ieri, in parte anche esponenti importanti della Lega Veneta, non tutti, si sono ritrovati a Firenze dove c'era il raduno dei sovranisti d'Europa organizzato dal leader della Lega Matteo Salvini, e Salvini ha lanciato ovviamente un messaggio all'Europa ma anche un messaggio agli alleati, a Fratelli d'Italia ma soprattutto a Forza Italia. Sentite. L'anno prossimo c'è in gioco, se non tutto, tantissimo, e per la prima volta nella storia delle istituzioni europee il centrodestra unito e determinato può vincere e liberare Bruxelles da chi la sta occupando abusivamente nel nome del proprio interesse personale. Quindi liberiamo il Tempio da coloro che stanno occupando abusivamente il Tempio. Non è in discussione l'alleanza di centrodestra in Italia. Io con Giorgia Meloni e Antonio Tajani lavoro benissimo e sto progettando infrastrutture che hanno bisogno non di mesi, di anni per andare avanti. Quindi non è in discussione un governo che a Bruxelles fa paura, però agli amici di centrodestra dico: come stiamo prendendo per mano l'Italia e riportandola a crescere dopo i governi tecnici con un centrodestra unito, sarebbe un errore fatale dividere in Europa il centrodestra, perché fra Macron e la Le Pen scelgo tutta la vita Marine Le Pen. Chi nel centrodestra preferisce la sinistra alla Lega, ai francesi, ai tedeschi, agli austriaci e agli olandesi commette un errore incredibile, perché questa Europa con la sinistra al governo è quella dei tagli, dei sacrifici, dei tagli alla salute, dei tagli alla scuola, dell'immigrazione incontrollata, dello strizzare l'occhio a un fanatismo islamico che anche ieri ha fatto una vittima nel cuore dell'Europa. Quindi a me spiacerebbe che qualcuno di centrodestra preferisse la sinistra ad alleati di centrodestra. Ma questo punto del PPE è Tajani, suo alleato, sbaglia, che ha detto appunto che non si alleerà mai quando c'è AfD e quando io posso dire che chi sceglierà la Lega alle europee sceglie l'alternativa alla sinistra, ai socialisti, a Macron e ai comunisti. Così dunque Salvini, messaggio chiaro anche a Tajani che sabato, l'abbiamo raccontato in questi giorni, la scorsa settimana ha avuto un lungo tour nella nostra regione. Sabato si trovava tra Verona e Vittorio Veneto e poi anche a Belluno. A Verona di fatto ha lanciato l'endorsement per Flavio Tosi alla guida del Veneto, ha detto sarebbe un buon governatore del Veneto, e poi ha fatto discutere parecchio a proposito dei rapporti tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia la presenza dell'assessore regionale Bottacin a questo incontro di Vittorio Veneto, nel quale si parlava di agricoltura, certo, ma chiaramente la presenza in prima fila di Giampaolo Bottacin, assessore leghista della giunta Zaia, a fianco proprio di Tosi e di Tajani, ha fatto sicuramente discutere. Come sapete sia Bottacin che Federico Caner sono i due esponenti della giunta Zaia che da settimane, da mesi sembrano vicini a Forza Italia. Si era parlato di questo anche per Roberto Marcato. Insomma c'è un
una tensione politica in atto all'interno del centrodestra. Ancora nel Padovano, intanto, un sindaco leghista che è nell'occhio del ciclone per frasi volgari in consiglio comunale a Noventa, frasi omofobe. Marcello Bano. Una frase volgare contestata dall'opposizione e segnalata anche dalla Presidente. È accaduto in Consiglio Comunale a Noventa Padovana, protagonista il sindaco Marcello Bano, che ha usato termini che hanno provocato la dura reazione dell'ex sindaco e oggi consigliere di opposizione Alessandro Bisato, che ha chiesto di far mettere tutto nel verbale della seduta consigliare. Il video è riportato nel sito del gruppo con Noventa. Per cortesia. Okay. Sindaco, per favore, questo sì. Facciamo mettere agli atti la frase di prima sul bipolare e questa di adesso che non ripeto per onestà. Non devono essere utilizzate parolacce e tutto il resto in consiglio comunale. Momenti di tensione, accuse politiche, il richiamo al sindaco, polemiche. Poi, dopo la seduta, le scuse di Bano. Ho usato frasi fuori luogo e me ne scuso, ha affermato, anche se non c'era intento offensivo. Starò più attento e non accadrà più. Il commento del primo cittadino. L'incidente sembra chiuso. Allora, torniamo a Padova, la conferenza stampa del PD regionale. Abbiamo ascoltato prima le parole di Vanessa Camani, la sanità privata e la sanità pubblica. Sentiamo Anna Maria Bigon. Abbiamo fatto perché la persona che viene presa in carico nell'immediatezza dei suoi esordi è un dato di fatto scientifico, spesso viene rimessa in società nel pieno delle sue funzioni a salute mentale in breve tempo, senza cronicizzare la malattia. Quindi anche queste sono scelte però, non solo per mancati investimenti, ma anche per... Anna, scusami, non ho capito un passaggio. Noi nei nostri centri di salute mentale abbiamo 3 volte di OS rispetto alla media nazionale. Abbiamo una media più alta di OS rispetto al nazionale, mentre abbiamo una carenza... E comunque siamo agli ultimi posti per gli investimenti nei servizi. Il 2,6 circa del Fondo Nazionale Sanitario, quando la media nazionale sì che arriva in regione, mentre la media nazionale è del 3,6 circa. Va bene, Margherita, ti darei invece... Ecco, l'ultimo passaggio, se posso, l'ultimo secondo, e mi scuso, sono le rette delle case di riposo. Noi abbiamo chiesto 100 milioni di euro perché tale era la previsione per cercare di mantenere i costi a carico delle famiglie e quindi cercare di mantenere le rette e aumentare le impegnative perché abbiamo liste d'attesa. In realtà 20 milioni che sono comunque all'interno del fondo sanitario non sono assolutamente sufficienti, ne mancano altri 80 milioni. Grazie. Scusate. Bene, la parola a Margherita delle case Minotto, di riposo nella disamina, nell'esame del Partito Democratico regionale sulla sanità a rischio. Poi ovviamente questa sera vi racconteremo nel nostro servizio tutti i dati presentati dal PD, ci ricollegheremo fra poco. Pubblicità, poi torniamo a Treviso. Rieccoci in studio in diretta, il nostro telegiornale della nostra prima edizione. Allora torniamo a Treviso, come abbiamo anticipato, dove resta il dibattito, la polemica per il caso del giovane indiano migrante morto alla Park Appiani, dove si era accampato, come sapete, l'abbiamo raccontato tante volte, un rifugio di fortuna per tanti. Purtroppo un ragazzo che aveva un lavoro ma non aveva una casa. Questa mattina davanti alla prefettura il presidio dell'associazione Caminantes, dove si trova in questo momento anche la nostra Edi Caliman con Nicola Marcato. Edi. Nicola, buongiorno ai telespettatori. Come detto bene, presidio di Caminantes questa mattina per Mandip Singh, era questo il nome del 32enne che è morto negli scorsi giorni proprio al Park Appiani. Con noi Rebecca Lustro di Caminantes, che ha organizzato questo presidio di fronte alla prefettura in Piazza dei Signori. Ci facciamo raccontare tutto da lei, perché siete qui stamattina con una rappresentanza di quelle persone che non si può dire vivono ma che dormono all'Appiani.
Sì, come hai detto tu, siamo qui questa mattina dopo la tragedia avvenuta venerdì sera, in cui appunto è morto un ragazzo nel parcheggio a Piani. Questi ragazzi, siamo qui questa mattina perché questo presidio è stato fortemente voluto da tutto il resto dei ragazzi che sono costretti a dormire fuori dalla questura, alle porte della quali chiedono ogni giorno di poter essere inseriti in un centro di accoglienza. Siamo qui perché siamo sconvolti per quello che è accaduto e chiediamo che vengano presi immediatamente provvedimenti per quello che è successo, quindi che venga trovato immediatamente un posto per tutti questi ragazzi in accoglienza e che si apra un tavolo di discussione di questo problema con tutte le associazioni del terzo settore sul territorio, chi è coinvolto nel volontariato, chiaramente le istituzioni per prime, gli industriali che cercano continuamente manodopera sul territorio ma che si devono impegnare a trovare anche delle soluzioni abitative poi per chi lavora per loro. Appunto siamo qui con i ragazzi che appena successa la tragedia si sono rivolti a noi assolutamente arrabbiati e spaventati, chiaramente, perché ricordiamo loro poi dopo quello che è successo sono tornati comunque a dormire in quel parcheggio dove era accaduto il dramma. Le temperature rigide di questi giorni hanno fatto un po' correre ai ripari l'amministrazione dicendo che queste persone saranno trasferite in emergenza alla caserma Serena se possibile. Cosa ne pensate? Allora, chiaramente deve essere trovata immediatamente una soluzione perché queste persone non dormano fuori al freddo. Crediamo anche d'altra parte che una soluzione come quella della caserma Serena non sia la più adatta, nel senso che sappiamo benissimo che da anni la caserma puntualmente si trova in una situazione di sovraffollamento, quindi quello che chiediamo e che vogliono chiaramente questi ragazzi è quello di poter essere accolti in un posto dove possono sostanzialmente poter avere una vita degna e costruirsi un futuro degno. C'è la questione del fatto che loro dormono in queste condizioni nonostante alcuni abbiano un lavoro. Certamente quello che succede è che alcuni di loro riescono a trovare un lavoro, ma poi chiaramente lo sappiamo bene com'è la situazione a Treviso, non ci sono case nemmeno per chi vive e ha sempre vissuto qui a Treviso, chi è arrivato da un po' più di anni, figuriamoci poi per chi è appena arrivato. Ricordiamo che comunque anche se una persona è accolta in accoglienza appunto e trova lavoro, dovesse superare la soglia annua di 6.000 euro guadagnati, insomma, comunque perde il diritto all'accoglienza. Ci chiediamo com'è possibile che si consideri che una persona può cavarsela, possa vivere degnamente con 500 euro al mese, quindi sì, poi ci si ritrova in questa situazione in cui dei ragazzi trovano lavoro spesso comunque in nero, ma anche se con contratto si ritrovano a dormire per strada. Nicola, da Piazza dei Signori, se non hai domande io ti restituirei la linea. Grazie a Edi Caliman. Allora, so che è iniziata anche una conferenza, un punto stampa a Palazzo Balbi del governatore Zaia dopo la giunta, la vediamo cosa sta dicendo e poi continuiamo con il nostro telegiornale. Immagino che si parlerà anche credo di Giulia Cecchettin e dei funerali di domani, lo ricordo, li seguiremo a partire dalle 9 in diretta. Sentiamo. Fosse semplicemente in fuga e con l'arresto di Turetta poi in Germania. Io penso che questa vicenda rappresenti un grande spartiacque, lo rappresenti fino in fondo perché è un'acquisizione di nuova coscienza rispetto a questo tema e anche perché noi non ci rassegniamo al fatto che Giulia venga derubricata semplicemente come la 105esima vittima di femminicidio. Penso che sia bene parlare ai giovani, perché i giovani nella sacralità della scuola rappresentano il nostro futuro, ma penso anche che gli adulti e il resto della comunità non debba avere alibi. Cioè non è che funziona che tanto ci pensano a scuola, tanto a scuola ti insegnano l'alfabeto, a mio figlio non è che serve che gli faccio fare controlli che faccia i compiti a casa. Io direi invece che è fondamentale
che si pensi che questa deve essere una sfida di comunità, potremmo raggiungere due obiettivi. Io non credo che sia una società patriarcale, penso che ci sia qualche troglodita che vive da solo in intimità una condizione di società patriarcale. Ecco, il primo obiettivo è scovare questi trogloditi che pensano ancora che la donna sia un essere inferiore. Non penso che sia un problema dei giovani, è anche un problema dei giovani, ma un problema soprattutto degli adulti che non mancano di calcare le graduatorie dei femminicidi nei fatti di cronaca di tutti i giorni. Quindi eviterei di ancora una volta di, come si può dire, dare una narrazione negativa in capo alle nuove generazioni. Certo è che è un problema e va affrontato anche con le nuove generazioni. E l'altro obiettivo che potremmo raggiungere è quello che, aumentando una coscienza collettiva, facendo diventare collettiva questa coscienza contro la violenza di genere, a tutela della donna, e ve lo dice uno che l'ha scritto anche in un libro, no? Ne ho parlato del tema della parità di genere, si riesca come comunità, un po' come il neighbor watching che all'estero, no? Il controllo del vicinato, a identificare le menti malate, perché i comportamenti sono sempre quelli. Dopo vi do dei dati: lo stalkeraggio, la violenza psicologica, la violenza sessuale, la molestia, la violenza digitale, sono questi tutti temi che comunque devono far partire dei campanelli d'allarme. Vi do un dato: noi quest'anno abbiamo investito quasi 4 milioni di euro per i centri antiviolenza per la questione di genere. Aiutiamo le donne con i centri antiviolenza alla ripartenza economica, al reinserimento lavorativo, alla riabilitazione, all'accompagnamento, a tutto quello che è il tema abitativo. Pensate che abbiamo 90 strutture in Veneto, 26 sono i centri antiviolenza, anzi centri e sportelli, e 28 sono le case rifugio, 76 posti letto, dei quali 16 sono di totale anonimato, privi di indirizzo, proprio per tutelare, diciamo, le famiglie, tutelare i minori molto spesso. Sapete qual è il dato inquietante? Il dato inquietante è che il bilancio, quello che noi abbiamo oggi pulito, chiuso, certificato, che è il 2022, ha avuto 6.009 accessi. Cioè 6.009 donne del Veneto che hanno chiesto aiuto. E vi dico che hanno chiesto aiuto anche parlando di una casistica dove il 25% delle donne di queste 6.000 è passata per il pronto soccorso prima. Ciò vuol dire che 1.500 donne sono finite in pronto soccorso prima di arrivare al nostro sportello, e il 36% di queste 1.500 ha sporto denuncia. Ciò vuol dire che fondamentalmente 1 su 3 ha denunciato. Quindi vuol dire che 500 hanno sporto denuncia, 1.000 sono andati in pronto soccorso, hanno preso le botte, non hanno avuto l'aiuto o il coraggio o la forza di denunciare. L'età di queste donne, il 55% di queste donne va dai 30 ai 50 anni. E uno può dire, no, cioè, le leggende metropolitane, ma ci sarà segregazione culturale, sociale. Il 67% sono italiane. E uno può dire, vabbè, ma c'era una bassa scolarizzazione, chissà che contesti sociali. Il 65% ha scolarizzazione medio-alta, cioè sono laureate o diplomate. Quindi la figura è di una donna che prende le botte, 2 volte su 3 non denuncia, è laureata o diplomata, e il 67% non è neanche straniera. Quindi usciamo da sto retaggio, le straniere, la segregazione e tutta questa storia qua, perché non è così, è anche così, perché il 45% sono straniere, nel 35% scusate, sono straniere. E il 50% c'è un'altra tragedia, che il 55% sono occupate, cioè vuol dire che hanno un reddito. Non è sempre vero che la violenza viene perpetrata nelle donne, in bassa scolarizzazione, in contesti sociali disagiati, dove non c'è indipendenza economica. Non c'è anche l'indipendenza economica in un caso su 2 delle 6.000, ma 1 su 2 è indipendente economicamente
e quasi il 70% a scolarizzazione e anche sono italiane. Sentite, vi dico questo perché i dati ci dicono che il 57% di queste donne arriva da noi per violenza fisica. Ve l'abbiamo capito, 1500 finiscono anche in pronto soccorso prima di venire. Psicologica il 74%. Sullo psicologico ci vanno tutti quegli atti assieme allo stalking, 12%, ci vanno tutte quelle casistiche che sono il preludio al femminicidio, che poi sono i racconti che sentiamo dire, no? La perseguitava, la stalkerizzava. Ovviamente il 32% è dipendenza economica, quindi violenza perché manca l'indipendenza economica, le molestie il 3%, il digitale il 2%. Però capite che il panorama non è un panorama... Questi dunque i dati che sta fornendo Zaia, quindi un punto dedicato alla violenza sulle donne. I dati della regione sono dati inquietantissimi ed è tornato a parlare, lo aveva già detto nelle settimane scorse, intercettare anche le malattie mentali, chi non sta bene, diciamo, con la testa, diciamolo così, in modo molto secco, e poi i tanti dati che raccontano di una situazione di grave emergenza. Torniamo a Padova, ci sono gli altri dati, quelli invece sulla sanità veneta a rischio. Allora sentiamo ancora Vanessa Camani cosa sta dicendo e poi torniamo a parlare del freddo. Sembra raccontare di un mondo fatato in cui le prestazioni vanno bene, lui è il capo. Guardate che il Consiglio regionale, so che lui lo frequenta poco, quindi forse è anche un problema questo, anzi tra una settimana finalmente arriverà nel suo tradizionale passaggio annuale in aula. Lui quel posto lì non lo conosce, ma sta per esplodere. Dà la misura di come quella che tu definivi, Enrico, il centrodestra aggressivo che avanza candidature, sta già traducendo dentro le istituzioni in lotte al coltello tra la maggioranza, quindi tra Fratelli d'Italia e Lega, dentro la stessa Lega con le diverse anime. Ecco, io consiglierei al Presidente Zaia di venire a farsi un giro un po' più spesso ogni tanto in Consiglio regionale, perché il mondo non è esattamente blindato come lui lo richiede. Quindi diciamo che io più che centrodestra aggressivo vedo tentativo di occupare posti e l'indice di debolezza che nessuna di queste candidature rappresenta un programma. Io non ho capito perché dovrebbe essere Tosi piuttosto che De Carlo, piuttosto che la Donazzan, perché nessuno ha qualificato la proposta del nome con una proposta programmatica. Noi abbiamo deciso di fare il rovescio, partiamo dai contenuti e poi troveremo a tempo debito, senza bruciare nessuno, il nome in grado di rappresentare al meglio il programma che noi vogliamo mettere in... Ha virato un po' sulla politica, adesso la conferenza stampa sulla sanità, ma insomma si parla anche di politica, lo sapete, l'abbiamo già detto prima, Tajani che ha lanciato l'endorsement a Flavio Tosi come papabile candidato governatore del Veneto per Forza Italia ovviamente nel 2025, sono tutti temi che affronteremo. Torniamo a parlare di freddo, abbiamo visto il collegamento con Edi Caliman da Treviso, il caso del migrante. Intanto in tutta la regione, soprattutto in alcune zone come Asiago, il freddo è sempre più intenso. Era stata annunciata ed è arrivata puntuale l'ondata di gelo di inizio dicembre. Il repentino abbassamento delle temperature ha interessato tanto l'altopiano quanto la pedemontana, con minime che sono scese parecchio sotto lo zero sui rilievi e congelate diffuse anche in pianura. Come sempre, la zona che ha fatto segnare le temperature più rigide è la piana di Marcesina, definita non a caso la piccola Finlandia. Qui, nelle scorse ore, la colonnina di mercurio ha toccato i 14 gradi sotto zero, ma non è andata molto meglio nei paesi dell'altopiano. A Gallio, ad esempio, nella mattinata c'erano 6 gradi sotto zero e ad Asiago la minima è rimasta a quella quota per gran parte della nottata. Le minime e la possibilità di non salire mai sopra lo zero hanno mantenuto la coltre bianca caduta nei giorni precedenti sui punti più alti e nelle aree destinate agli sport invernali, regalando qualche speranza in più a tutto il comparto turistico che attende con ansia l'avvio della stagione nell'imminente Ponte dell'Immacolata. Per quanto riguarda la pedemontana e il bassanese, il timore di gelate e l'allarme lanciato dai meteorologi ha consigliato ai comuni collinari di organizzare il piano antighiaccio. A Marostica, ad esempio, sono entrati in funzione i mezzi spargisale già nel tardo pomeriggio di domenica.
8 squadre hanno coperto gran parte del territorio, con particolare attenzione alle aree più esposte delle frazioni sulla spalla che porta all'altopiano, dove il rischio di incidenti è sempre molto alto in caso di temperature rigide. Gli occhi di tutti sono ora puntati sul meteo, visto che sono annunciate precipitazioni fra oggi e domani che potrebbero portare neve anche a bassa quota. Eh già, le previsioni sono queste. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Da bere. Rieccoci in diretta, tanti temi ancora da affrontare, ancora molta cronaca, però partiamo da un dato che incorona il nord-est al top della qualità della vita in Italia. È infatti Udine, la città capoluogo in cui si vive meglio in Italia, secondo la 34esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore proprio sulla qualità della vita. Ci sono numerosi settori di indagine, in assoluto Udine al primo posto in Italia. In Veneto a piazzarsi per prima è Verona, che è al 10° posto in assoluto, più 6 posti rispetto allo scorso anno, seguita da Padova con più 10 posizioni, Treviso più 1, Vicenza che ha il maggior incremento con 16 posizioni rispetto all'anno scorso, Venezia invece scende di ben 12 posizioni al maggiore decremento rispetto all'anno scorso, Belluno che scende di 9 e Rovigo che invece pur salendo di 9 posti resta comunque fanalino di coda in Veneto al 68° posto in assoluto in Italia. Quindi Udine in nord-est e Verona prima in Veneto. E allora tra gli indicatori ovviamente della qualità della vita ce ne sono tantissimi, c'è anche quello della sicurezza. La Marca Trevigiana, come sapete, la sicurezza ha un problema di sicurezza, non solo Treviso, anche la provincia. A Casier l'ennesimo furto. Questo è un bel quartiere, una bella zona e non avrei mai pensato sinceramente che alle 5 del pomeriggio venissero a far visita proprio qua. Via Chianni, una strada che attraversa una zona residenziale di villette e appartamenti a Casier, un quartiere tranquillo, finito nel pomeriggio di sabato nel mirino dei ladri. A raccontare quanto accaduto una residente che abita nella casa accanto a quella violata dai malviventi. Ho sentito dei rumori molto forti, molto importanti e che ho interpretato come dei lavori di ristrutturazione. D'altra parte il sabato pomeriggio più o meno tutti a casa si danno da fare in questo senso. Tra l'altro stavo guardando la televisione e ho detto vabbè dai, non sento neanche, spengo. Ho spento la televisione. In realtà quel rumore così forte è opera dei ladri che stanno scardinando la porta finestra della cucina. È da qui che sono entrati in cerca di denaro e preziosi, mettendo a soqquadro le stanze. Solo quando i padroni di casa rientrano si accorgono dell'accaduto. Mi è dispiaciuto parecchio perché io e la mia vicina di casa siamo non solo vicine di casa ma siamo anche amiche. Magari, non so, scriverle un messaggio anche così stupidamente, stai facendo lavori, così magari mi avrebbe detto no, guarda, in questo momento non ci sono, avrei potuto, tra virgolette, svegliarmi. Non si fa troppo caso a certe cose quando invece uno dovrebbe stare attento. Qualche mese fa i malviventi, sempre in via Chianni, avevano preso di mira alcune auto parcheggiate, in un caso addirittura smontando la parte anteriore di una vettura non prima di aver lasciato il quartiere al buio, staccando la corrente per lavorare indisturbati. Casier dunque è solo l'ultimo comune della Marca colpito dai furti nei giorni scorsi. Come testimoniano i post sulla pagina Facebook di furti in corso, era toccato a Biancade per ben 2 volte in pochi giorni e a Codognè, qui malviventi in azione con i proprietari presenti in casa. I furti, ma anche gli atti vandalici compiuti spesso nelle scuole, come gli ultimi episodi accaduti a Spresiano. I galleggianti delle cassette dei water rimossi per ben 2 volte in pochi giorni, costringendo i tecnici ad intervenire. Ma qualche tempo prima erano state delle palline di carta igienica ad essere messe nello scolo delle acque che portano le grondaie a provocare problemi al primo temporale. E ancora maniglie delle porte danneggiate o chiavi rotte nelle serrature. Accade alla scuola media di Spresiano. Dobbiamo intervenire quasi settimanalmente in quel plesso. Probabilmente si tratta di danni fortuiti, ma questo ripetersi nel tempo ci lascia un po' perplessi. Quindi attenzione nei prossimi giorni gli episodi, spiega Giuseppe Mestriner, assessore alle manutenzioni, che ha avvisato dell'accaduto il primo cittadino della Pietra, che su Facebook in un post ha avvertito gli studenti su quella che sarà la sua azione nel caso si dovesse ripresentare per la 3ª volta il problema nei bagni.
Invece di chiuderli li lascio rotti. Allora io capisco la bravata, guardate, io sono stato il primo a farle nei miei anni, però la bravata è una, quando la reiteri comincia a diventare un comportamento criminale, quando la fai 3 volte vuol dire che sei proprio da educare. La mia è una provocazione, continua il sindaco, per stimolare genitori o compagni di classe a farsi avanti, ma soprattutto perché non succeda più. Il primo cittadino poi condivide la posizione del collega di Treviso Mario Conte alle prese con atti di vandalismo più gravi nei quartieri della città, che ha lanciato la proposta di corsi di educazione civica anche per genitori dei ragazzi che compiono queste azioni. Potrebbe essere una soluzione, anche perché magari poi un genitore avrebbe più occhio nei confronti dei figli, quindi sono perfettamente d'accordo. Genitori sono in qualche modo coinvolti e responsabili dei gesti dei propri figli? Guardate, io ho mia figlia maggiore che è proprio alle scuole qui, quindi se dovessi sapere che è in qualche modo coinvolta in queste condotte, probabilmente la prossima volta che uscirà sarà maggiorenne. Ancora la cronaca, controlli antidroga della squadra mobile di Padova. Nel fine settimana ci sono 4 arresti. Il primo arresto in via Tommaseo, dove un 39enne nigeriano senza permesso di soggiorno è stato fermato mentre stava vendendo 2 dosi di eroina in cambio di 15 euro. Nelle tasche dello straniero i poliziotti hanno trovato altre 9 dosi di eroina e una di cocaina. In zona Camini invece gli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio di pattugliamento nel parcheggio dell'oratorio San Domenico Savio hanno sorpreso un 25enne tunisino richiedente protezione internazionale mentre vendeva una dose di cocaina. In tasca soldi, provento di spaccio e alcuni grammi di hashish. A Rubano invece un 52enne veneto ma residente da tempo nell'est Europa è stato bloccato mentre guidava pericolosamente. L'uomo non aveva la patente che gli era stata ritirata. I poliziotti hanno controllato l'auto, all'interno un contenitore con alcuni grammi di cocaina, nel cofano posteriore scoperto un altro vaso di vetro con 35 grammi di droga. Denunciato invece un 31enne nigeriano sorpreso in via Valeri mentre si toglieva dalla bocca un involucro in cambio di soldi. Gli agenti hanno sequestrato il contenuto corrispondente ad una dose di cocaina. Torniamo a parlare di sanità, sono 1,5 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici, dirigenti sanitari e degli infermieri indetto per domani 5 dicembre, lo stima il sindacato dei medici ospedalieri ANAO Assomed. Dunque domani i medici e gli infermieri in sciopero. Torniamo dunque a parlare della sanità, abbiamo sentito nella conferenza stampa i dati e le cifre tra sanità pubblica e privata, la questione delle rette, delle case di riposo. Federico Fusetti con Andrea Martella. Buongiorno Federico. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo con il segretario regionale del PD, Andrea Martella. Avete sentito alcuni brani della conferenza stampa, insomma è emblematico il titolo cui è stato dato, ce l'abbiamo qui alle spalle: sanità pubblica veneta in pericolo, quindi non la sanità in generale ma quella pubblica sì. Da dove arriva questo grido d'allarme? Innanzitutto dall'analisi dei dati, a cominciare dalla relazione sociosanitaria della Regione Veneto. Noi abbiamo messo in evidenza, numeri e cifre alla mano, come ci sia uno scivolamento verso il privato e come il sostegno alla sanità pubblica sia diminuito nel corso di questi anni e continui a diminuire sia a livello regionale che nazionale. E siccome riteniamo, come tutti i cittadini del Veneto, che la sanità sia una questione prioritaria, abbiamo voluto lanciare questo grido d'allarme, innanzitutto dimostrando come nel corso del 2022 la spesa sanitaria per i privati sia quasi raddoppiata e di come nel monitoraggio dei cosiddetti LEA, e cioè i livelli essenziali dell'assistenza, il Veneto sia sceso al 5° posto, che vuol dire che i cittadini veneti pagano di più e che hanno dei servizi inferiori. Voi poi confutate, contestate questa cifra che ha dato il Presidente della Regione Zaia: il 6% delle prestazioni sono emesse o fornite dal privato. Non è così secondo voi? Noi contestiamo innanzitutto che Zaia abbia continuato a dare rassicurazioni ai cittadini veneti rispetto all'investimento pubblico sulla sanità. Non è così, e anche questa cifra del 6%, numeri alla mano, l'abbiamo contestata, è superiore al 14% e infatti questo 6% non l'abbiamo trovato da nessuna parte nella relazione, e per questo abbiamo presentato un documento ed è per questo che
Io credo i cittadini non vadano presi in giro, le rassicurazioni non devono essere infondate, ma devono basarsi sui dati oggettivi. Se poi guardiamo al fatto che le liste d'attesa continuano ad essere infinite nella nostra regione, che se si va al privato può avere una visita specialistica, un intervento in poco tempo, e che secondo i dati di un recente studio della Fondazione Corazzin 7 veneti su 10 si dicono scontenti del sistema sanitario regionale, qualcosa vorrà dire, soprattutto in un territorio in cui manca quella rete di servizi nel territorio che unisce il territorio appunto alla sanità ospedaliera. Da noi non si sono fatti i necessari investimenti nella medicina territoriale e anche i programmi del PNRR sono stati solo in parte attuati. Sanità che sarà ovviamente al centro anche della prossima campagna elettorale, sarà una battuta politica telegrafica su questo, cioè il centrodestra ha all'interno varie anime, si parla di chi potrebbe essere il prossimo candidato, Fratelli d'Italia ci si aspetta che possa proporre un nome, voi state a guardare? Beh no, noi stiamo lavorando, contrariamente agli altri che parlano di poltroni e di future candidature, noi parliamo di problemi oggi della sanità, domani dell'autonomia, nei giorni scorsi della sicurezza sul lavoro. Vogliamo partire dal merito, vogliamo partire dai temi per costruire un Veneto migliore, più all'altezza di quelle che sono le aspettative dei cittadini. Naturalmente lo facciamo anche avendo la consapevolezza che presto dovremo formare una coalizione e indicare anche un nome o dei nomi, ma in ogni caso anche con la consapevolezza che nel centrodestra una stagione sembra essere finita e che Zaia è attaccato alla poltrona per avere un altro mandato, che la Lega e Fratelli d'Italia litigano tra di loro e che quindi spetta a noi costruire le condizioni per un Veneto diverso e migliore. Grazie al segretario regionale Andrea Martella. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie Federico, grazie al senatore Martella. Noi parliamo adesso di Unione Popolare che ha consegnato 73.000 firme al Senato per la proposta di legge popolare sul salario minimo. Più di 70.000 firme martedì scorso abbiamo consegnato in Senato per una proposta di legge di iniziativa popolare che istituisca il salario minimo per tutte le lavoratrici e lavoratori di 10 euro all'ora lordi collegati all'inflazione. Sono 73.000 le firme depositate in Senato tra i sostenitori di questa proposta di legge Unione Popolare, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. Per dare una risposta a quei milioni di lavoratrici e di lavoratori che oggi hanno salari da fame che si attestano addirittura a meno di 5 euro all'ora. Per la proposta di un salario minimo di 10 euro l'ora hanno firmato in Veneto poco meno di 10.000 persone. È vero che ad esempio nella provincia di Venezia il turismo è un settore economico importante, ma probabilmente perché ci sono molti profitti, ma i lavoratori che contribuiscono in realtà hanno poco ritorno di salario nelle loro tasche. Il salario minimo esiste in 21 paesi europei, è quello che ha impedito sostanzialmente di morire di fame a milioni di lavoratori. È una norma elementare di civiltà che vogliamo che sia applicata anche in Italia. Il governo è pronto a recepire questa esigenza? Noi lo sfidiamo questo governo che ha già dichiarato più volte che il salario minimo non serve, ripropone la solita formula della produttività e del finanziamento alle imprese che però finora non ha dato nessun risultato per quanto riguarda i redditi delle lavoratrici e dei lavoratori. Allora, torniamo per un attimo a Venezia. Zaia sta parlando di politica in questo momento, sentiamo, gli stanno facendo alcune domande anche sull'Europa. Del fatto di difendere l'Europa, eccetera. Sono temi dei quali io sento parlare non solo la politica, sento parlare anche i cittadini. Dopodiché ci possono essere sfumature, cioè, dico, a sinistra c'è qualcuno che nega che non si debba difendere un'identità europea, che l'Europa non debba avere una sua identità, c'è qualcuno che nega il fatto che non ci debba essere una immigrazione regolamentata, che non ci sia, che c'è qualcuno che nega il fatto che non ci possano essere, anzi attenti qua, dopo faccio casino, c'è qualcuno che può, diciamo,
negare il fatto che sia urgente definire che bisogna investire sulla sicurezza dei nostri cittadini, che non ci siano più donne che devono guardare l'orario per uscire di casa la sera in alcuni quartieri delle città. Questi sono i discorsi che ho sentito. Dopodiché, sono di destra questi discorsi? Secondo me sono di buonsenso rispetto a questi temi. Sinceramente io non ho capito, diciamo, discorsi estremi. Ve lo dico io sicuramente da non nazista, neonazista, fascista, cioè di essere persona, ma non so neanche... No, è sbagliato il titolo. No, restiamo su Zaia. Eccolo qua, perfetto, restiamo su Zaia un attimo. Ma che paese è l'Italia? Di buonsenso. E buonsenso dove sta? A destra e anche a sinistra, dipende da che bocca esce e cosa dicono. Ma sul tema dei diritti invece rispetto alle posizioni di questo tipo di schieramenti? Guarda, io ieri non ho sentito parlare, cioè al di là delle solite frasi, cioè difendiamo la famiglia, la mamma e il papà, che è una frase che sento da penso 30 anni ormai, ma non ho sentito discorsi estremi, non ho sentito discorsi, se poi li fanno a casa loro è un altro discorso, ma io non ho sentito discorsi omofobici, per dirti, tanto per andare sul sodo, non ho sentito parlare di gay. Se mi sono sfuggiti mi scuso, ma me li portate così li vedo, perché io sono stato lì seduto 2 ore, no? Poi erano tutti speech di 5 minuti e hanno spaccato insomma di una via di mezzo tra i complimenti e sono contento di essere qui, e Europa, immigrazione, identità, questi temi qui. Spegnete però il microfono. Ha risposto Zai allora alle domande su cui gli chiedeva un commento sul Salvini di ieri, l'abbiamo sentito precedentemente. Il Salvini è il raduno, diciamo, dei sovranisti d'Europa. Abbiamo parlato di salario minimo, c'è invece chi si può permettere le auto di lusso e addirittura le fa arrivare in Italia illegalmente. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 4 autovetture di pregio, tutte immatricolate in paesi extracomunitari, importate in contrabbando, cioè senza il pagamento dei dazi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto, rispettivamente a Treviso, Venezia, Modena e Roma. Si tratta di 2 Audi A8. La prima intestata a un compositore musicale di nazionalità ucraina residente dal 2003 in provincia di Treviso, la seconda di un imprenditore moldavo residente nel 2012 a Modena. Una Mercedes E200 nella disponibilità di un assistente di volo moldava residente a Venezia dal 2008 e una BMW C535 XI intestata a un commerciante di pellet ucraino residente nel 2015 a Roma. Il sequestro della Guardia di Finanza di Treviso. Guardia di Finanza di Treviso che dopo i recenti casi di truffe verificatisi nella Marca mette in guardia i cittadini con una serie di consigli per proteggere i propri risparmi. L'imprenditore agricolo truffato di 250.000 euro, il dirigente d'azienda che credeva di investire 98.000 euro volatilizzati invece dalla sua assicuratrice. Gli ultimi casi di truffa non sono che la punta di un iceberg di un fenomeno che sta aumentando sempre più nella Marca, di cui i consigli della Guardia di Finanza finalizzati alla tutela del risparmio, in primo luogo a partire dall'affidarsi ad operatori abilitati, quindi ad esempio iscritti all'albo dei consulenti finanziari. La documentazione va attentamente vagliata nel caso rivolgendosi anche a consulenti di fiducia. Bisogna diffidare assolutamente di guadagni che vengono proposti in breve tempo e con modalità particolarmente semplici. Nessuno regala nulla, insomma, e bisogna diffidare sempre da chi propone facili guadagni. A volte le vittime vengono approcciate con piccoli investimenti che vanno a buon fine, dopodiché i truffatori procedono a chiedere importi ben più importanti. Per ogni dubbio o sospetto è importante rivolgersi al numero di pubblica utilità 117. Nel caso poi ci si renda conto di essere stati truffati, presentare subito denuncia alle forze dell'ordine. Altresì è fondamentale allegare alla denuncia copia dei messaggi di posta elettronica, copia dei documenti, le chat di WhatsApp, gli audio degli incontri intercorsi con i truffatori. Cambiamo argomento, parliamo di ambiente. Da Cappella Maggiore a Dubai per promuovere la sostenibilità al forum per le scuole collegato alla COP28 a Dubai. L'unica delegazione italiana partita ieri alla volta degli Emirati Arabi era quella di Cappella Maggiore.
Abbiamo tutto un lavoro fatto dai ragazzi delle nostre scuole che è stato molto apprezzato dalla preside della James Legacy School di Dubai, dalla quale ci è arrivato l'invito e che appunto ci ha invitati a portare la nostra esperienza alla conferenza del clima che si tiene proprio in questo periodo a Dubai. Il progetto è quello dell'Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore, 900 studenti, 4 amministrazioni comunali, Cappella Maggiore appunto, Colle Umberto, Fregona e Sarmede ed il consorzio Proloco Prealpi. Ce lo racconta la sindaca Maria Rosa Barazza in partenza dall'aeroporto Marco Polo con l'unica delegazione italiana per la Climate Conference Scope di Dubai, collegata alla COP28, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il forum vede la partecipazione di 30 scuole da tutto il mondo sul tema appunto del clima e della sostenibilità. È un'occasione grandissima che ci consente di portare le nostre esperienze, i nostri progetti, i lavori dei nostri ragazzi e dei nostri insegnanti. Infatti con me ci sono gli insegnanti che hanno lavorato con i ragazzi ed è anche il riconoscimento di un lavoro fatto dal quale ci aspettiamo di avere e di tanti altri stimoli per andare avanti sui temi della sostenibilità che sono cruciali in questo momento che stiamo vivendo. Intanto i cambiamenti climatici e i lunghi periodi di siccità condizionano anche la scelta degli alberi che il comune di Treviso pianterà nei prossimi anni. Con la variazione del clima stiamo cambiando anche noi la tipologia degli alberi perché chiaramente abbiamo periodi di siccità sempre più lunghi, quindi dobbiamo fare anche delle verifiche di non trovarci come 3 anni fa, abbiamo avuto quasi 6 mesi di siccità e questo è un problema. I cambiamenti climatici con lunghi periodi siccitosi spingono a rivedere anche i piani di forestazione puntando su alberi che possano resistere alle nuove condizioni meteorologiche con cui da qualche anno stiamo facendo i conti. Ginkgo biloba, cipresso calvo e poi sempreverdi, ceto dell'Himalaya e del Libano, leccio alloro, olivo sono le nuove tipologie di piante che nei prossimi anni rientreranno nel programma di forestazione del comune di Treviso in quelle aree che si sono rese libere dal piano interventi. Stiamo andando al ritmo circa di 1.000-1.500 alberi all'anno, ma aumenteranno fra 3 anni quando considereremo l'attuale. La città di Treviso, dopo aver conquistato il titolo di Greenleaf Award, ha visto il bosco di Via Selvatico inserito da zero CO2 nell'elenco delle forestazioni in Italia. Per una Treviso sempre più verde, con sempre più alberi per azzerare la CO2 e assorbire gli inquinanti. Sono stati 14 gli apparecchi acustici donati dall'associazione Alto Volume ai bimbi sordi in difficoltà economica, un traguardo raggiunto anche grazie ad Antenna 3. Anche il merito vostro per averci dato questa visibilità, già la 3ª volta che ci ospitate qui, e da zero apparecchi siamo arrivati a 14 apparecchi. Un primo importante risultato per l'associazione Alto Volume impegnata ad affiancare i bambini sordi e le loro famiglie, aiutando in casi di difficoltà economica con la donazione di apparecchi acustici. Nel corso del tempo era emersa la difficoltà di trovare situazioni a cui destinare i dispositivi acquistati grazie alle donazioni di ANAP Treviso e Associazione per mio figlio. Siamo riusciti a arrivare a questo traguardo e siamo quasi arrivati a donare per l'intero importo della donazione che ci avevano dato i nostri donatori. Ma le donazioni non si fermano. L'ANAP di Treviso, tramite del presidente Bruno Mazzariol, ci ha donato 5.000 euro, altri 5.000 euro per poter acquistare altri nuovi apparecchi acustici. Come se non bastasse, il capogruppo dell'ANAP di Castelfranco ci ha donato 1.500 euro per poter portare avanti la nostra attività di sensibilizzazione. Questi soldi serviranno per portare nelle scuole il libretto Il cerchietto magico per sensibilizzare i bambini sul tema della sordità tra i più piccoli e contrastare ogni forma di discriminazione. Libricino in vendita questa domenica al mercatino di Natale di Strana per raccogliere nuovi fondi da destinare all'acquisto di apparecchi acustici. Un'iniziativa che ha di fatto ufficialmente dato il via alle celebrazioni per le festività nel comune che ospita l'associazione Alto Volume, con la prima cittadina che ha garantito il suo impegno per sensibilizzare i colleghi sindaci a individuare quei
nuclei in difficoltà economica con figli affetti da sordità e che potrebbero quindi accedere alle donazioni previa valutazione economica della famiglia e dello stato di sordità del bambino con certificazione medica. Paradossalmente c'è difficoltà ad arrivare, cioè ci sono a disposizione questi apparecchi che possono appunto cambiare la vita anche di questi bambini e non si riesce ad arrivare magari laddove c'è reale bisogno. Parliamo del Natale e delle tradizioni. Sabato sera davanti a Palazzo Moroni tanta gente per l'accensione dell'abete di Natale. Madrina Nina Zilli, che prima di iniziare il concerto ha chiesto di fare rumore per ricordare Giulia Cecchettin. 4, 3, 2, 1... Le esplosioni di luci dell'abete accende il Natale a Padova. Si entra nel pieno dell'atmosfera natalizia con l'albero di Palazzo Moroni che brilla nel cuore della città, come da tradizione. Madrina dell'evento la cantante Nina Zilli, che sabato sera lungo il Liston si è esibita in occasione dell'accensione dell'albero di Natale. Prima di iniziare lo spettacolo ha ricordato Giulia Cecchettin. In generale nel mondo, insomma, non va proprio benissimo, e anche in particolare in Italia col femminicidio, quindi è inevitabile che oggi qui, proprio in questa città, la città di Giulia, io vi debba chiedere una cosa. Poi la musica, le luci, la gioia dei bambini che hanno incontrato Babbo Natale che distribuiva i dolcetti. Sul palco per inaugurare il periodo natalizio anche i rappresentanti dei commercianti, il sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessore alle attività produttive Antonio Bressa. Un grande Natale in città, pieno di luci, pieno di attrazioni. Abbiamo iniziato con l'accensione delle luminarie in tante vie e in tante piazze, anche sui monumenti della città. Questo grazie all'investimento che ha fatto l'amministrazione comunale per il Natale, ma anche grazie alla collaborazione con i negozianti che hanno compartecipato e le associazioni di categoria che li hanno messi insieme. Poi oltre le luci c'è il videomapping, che è un elemento ormai molto attrattivo e apprezzato. Tanti gli eventi per il Natale a Padova, dal villaggio di Babbo Natale in piazza Eremitani ai mercatini fino alla pista di pattinaggio ritornata in Prato della Valle. Vi ricordo, a proposito di Giulia Cecchettin, domani dalle 9 Antena 3 in diretta con l'edizione straordinaria per accompagnarvi poi ai funerali delle 11 nella chiesa di Santa Giustina, 15.000 persone attese. Noi ci saremo con i nostri inviati per raccontare questa giornata importante per tutto il Veneto. Abbiamo visto l'albero di Natale di Padova, inaugurato sabato, ieri sera invece quello di Treviso in Piazza dei Signori. L'accensione del grande albero in Piazza dei Signori dà ufficialmente il via al Natale a Treviso, presa d'assalto in questa prima domenica di dicembre, complice anche la giornata di sole. Quasi 100.000 persone arrivate in centro storico. Dato che è stato elaborato dalla centrale operativa attraverso i sistemi di videosorveglianza e dai lettori targhe che sono installati all'ingresso della città. Anche per queste festività natalizie, come accaduto gli anni scorsi, la polizia locale ha posizionato le transenne in alcune vie del centro per veicolare il traffico pedonale. Sono state chiuse in particolare via 20 settembre e Calmaggiore dalle 14.30 alle 18.30. Questo avverrà tutti i sabati e tutti i giorni festivi fino al 7 di gennaio. Disagi alla circolazione questa mattina in via Cairoli all'altezza dell'incrocio con varco Caccianiga per la fuoriuscita autonoma di una 500 condotta da una 28enne. Per causa in corso d'accertamento la donna ha perso il controllo della sua auto che prima di finire la sua corsa contro un albero ha completamente distrutto la centralina dell'impianto semaforico, costringendo gli agenti della locale allo spegnimento dei semafori collegati. La 28enne, rimasta lievemente ferita, è stata trasportata al pronto soccorso. Per domani mattina sarà assicurata la presenza degli agenti della polizia locale per garantire la viabilità manuale soprattutto nelle ore di punta, e cioè dalle 7.30 almeno fino alle 9 del mattino, stante il notevole flusso pedonale e veicolare che interessa tutta la zona. Lo sport con il Benetton che ormai veleggia in questo campionato United Rugby Championship anche dopo la vittoria di sabato sera contro gli avversari gallesi.
Il Benetton continua a stupire e i tifosi ora stanno facendo l'abitudine a risultati entusiasmanti. Nel 7° turno dello URC, lo United Rugby Championship, infatti, i Leoni vincono in rimonta al Monigo e sconfiggono gli Ospreys gallesi per 18-13, dimostrando così anche una grande capacità di rimanere concentrati e lucidi fino alla fine. La meta decisiva la segna Giacomo D'Area a 4 minuti dallo scadere. Nel primo tempo le marcature sono una meta di Bernasconi trasformata da Umanga al 16° e 4 minuti prima un piazzato di Edwards all'intervallo, 7-3 per i trevigiani. Nella ripresa 2 mete gallesi al 41° e al 60° mettono in difficoltà il Benetton, che risponde con il piede di Umanga che segna al 64° e al 68° e così a una decina di minuti dalla fine il punteggio è in parità sul 13-13. Poi al 76° meta di dare nell'angolo e difesa rocciosa fino alla fine. Prossimo turno il 23 dicembre alle 14, derby italiano a Parma contro le Zebre, e match di ritorno il 30 dicembre alle 14:30 al Monigo di Treviso. In classifica consolidato il 6° posto in zona playoff con 22 punti, ma il 2° posto è solo 4 lunghezze più su. C'è il tempo per ricordarvi alle 21 questa sera Ring con Ferdinando Avarino e gli ospiti sono l'onorevole Gianantonio D'Area, europarlamentare della Lega, la senatrice Barbara Guidolin del Movimento 5 Stelle, Marco Zabai del Partito Democratico, Enoch Soranzo, neo segretario provinciale dei Fratelli d'Italia a Padova, e poi alle 22:20 uno spazio con Mario Conte, sindaco di Treviso. Come sempre dalle 21, vi ricordo ancora domani dalle 9, edizione straordinaria di Antenna 3 per raccontarvi i funerali di Giulia Cecchettin a Padova, quindi non mancate. Vi lascio alle previsioni del tempo e poi al film, i grandi film di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Settimana dell'Immacolata molto dinamica, con susseguirsi di perturbazioni atlantiche e la neve che potrebbe arrivare fino a quote molto basse o addirittura in pianura. Vediamo come andrà la giornata di lunedì. Sul Veneto inizialmente ampie schiarite soleggiate, con il passare delle ore cielo via via più coperto e nella notte non è escluso anche qualche fiocco di neve fin verso le zone pianeggianti. Le temperature saranno in ulteriore calo, minime sotto zero, massime sui 3-5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo sole al mattino, a seguire più nubi e cielo diffusamente grigio e coperto. Temperature minime fino a meno 4 gradi, massime comprese tra 3 e 6 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la nuvolosità sarà in aumento e avremo locali nevicate a quote basse. Temperature minime fino a meno 9 gradi, massime sui 3 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.